È emerso soprattutto come elemento critico la scarsità di frequenza delle corse e la poca copertura di alcuni territori. Se colleghiamo questo all'aumento dei biglietti, il problema capiamo che è la gestione politica che si vuole dare del servizio di trasporto pubblico locale. E sono gli studenti che maggiormente hanno partecipato al sondaggio a chiedere a gran voce che si intervenga per migliorare il trasporto pubblico della Marca. L'aumento di prezzi e la scarsità di corse e collegamenti crea un divario difficilmente sanabile. Il fatto che degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico, dei biglietti dell'autobus con prezzi comunque non indifferenti, soprattutto per famiglie con più figli, che adesso vedranno anche un aumento, determinano un vero e proprio ostacolo al diritto allo studio. E da anni SPI-CGIL chiede una riduzione dei costi degli abbonamenti per ISEE minori di 15.000 euro. Alcuni anni fa avevamo tentato una tariffa sociale, in questo caso un abbonamento sociale, per chi ha un ISEE di sotto i 15.000 euro. Non c'è stato nulla da fare. Ci hanno detto rivolgetevi ai comuni, cosa che noi stiamo facendo con le piattaforme che andiamo a proporre ogni anno. E molti comuni ci stanno dando retta. Secondo i rendiconti dei bilanci regionali, il Veneto è al penultimo posto per investimenti sul trasporto pubblico locale. Da parte di CGIL le soluzioni per migliorare il servizio esistono, ma per farlo servono fondi. Per questo il sindacato chiede un intervento deciso da parte della Regione. Pensiamo che la Regione debba in qualche maniera impegnare dei fondi, dei contributi da parte del bilancio regionale per due questioni. Uno, per fornire un servizio pubblico, compito del pubblico, e l'altro per provare a dare una risposta anche all'impatto ambientale.